Fischia l'arbitro Cernigo e allora iniziano i quarti di finale. Partita di andata, primo quarto di finale che mette di fronte la Gelateria Esquimù in divisa rosa contro Brada Impex in maglia blu, squadra che sta già attaccando verso destra. C'è un fallo però che verrà battuto dal numero 4, anzi rimessa laterale con le mani. Tomizza in mezzo a cercare l'intervento di Grujic, arriva il gol del vantaggio dopo 2 minuti e 30 secondi. Brada Impex con il gol di rapina di Milan Grujic, ottimo il movimento da centravanti del numero 10 Milan Grujic. Brada Impex quindi in vantaggio 1-0 sulla Gelateria Esquimù. Brada Impex con Grujic che la difende, rallenta il ritmo, fa ripartire i suoi con Spetic che ha servito Tomizza direttamente in porta, il numero 4 in blu, e deve alzare in calcio d'angolo Furios. Corner quindi battuto da Tomizza, azione fotocopia del primo gol ancora a Tomizza, stavolta era andato Bozic a tagliare sul primo palo, Furios ha respinto la sporca per anticipare Grujic, ma deve concedere calcio d'angolo che verrà battuto quando sono trascorsi 7 minuti e 30 secondi sul cronometro. Brada Impex 1, Esquimù 0 in questa andata dei quarti di finale. Batte Sain, palla in mezzo, la conclusione da parte del numero 7, se non vedo male esattamente, Ziga Smrtnik, che raddoppia per Brada Impex. 7:50 sul cronometro, arriva il 2-0 della formazione in maglia blu direttamente su azione di calcio d'angolo, palla battuta da Sain a sinistra, azione simile al gol del 1-0 ma che si è svolta dalla parte opposta verso il numero 17 Bozic. Ottimo qui il disimpegno da parte di Tomizza e allora c'è spazio per Sain che trova Grujic, a metri per andare, va Grujic, tenta la conclusione di punta, attenzione perché si allungano le squadre, c'è spazio per Franciosi, il contropiede 2 contro 3, va Franciosi, se la porta sul destro, va la conclusione, diagonale che sfila, occasionissima per accorciare le distanze per la squadra della Gelateria Esquimù, ma si rimane sul 2-0 per Brada Impex. Sain ha scambiato con Bozic, cambio gioco su Tomizza che ha spazio per andare, lo fronteggia l'altro numero 4 Anzolin, si accentra Tomizza, palla per Bozic che ha spazio, cerca di ritagliarsi la spazio per la conclusione che va a colpire la traversa, quindi occasionissima per il gol del 3-0. Attenzione a Sain che va ancora col sinistro, palla respinta, Lionetti col destro respinge Furios e poi l'arbitro vede la spinta irregolare da parte di Smrtnik, quindi calcio di punizione per la Gelateria Esquimù. Si muove Rocco, va incontro, non lo serve Raffa perché c'è grande densità della squadra in maglia blu in fase difensiva. Allora Franciosi tenta l'1 contro 1, se ne va, raddoppiato, scarico su Rocco, si porta palla sul sinistro, va alla conclusione e arriva al 16° minuto il gol del 2-1. Accorcia le distanze la Gelateria Esquimù con Rocco che non lascia scampo con il suo diagonale di sinistro all'estremo difensore Michele Contento. 3 in barriera per Brada Impex sono Lionetti, Spetic e Smrtnik all'interno della mezzaluna dell'area di rigore. Fischia l'arbitro, parte a Campora, va in porta col destro, palla che passa sotto le gambe di Contento, probabilmente sorpreso e ingannato da una deviazione. Quindi quando sono trascorsi 18 minuti e 55 secondi sul cronometro si ritorna in perfetta parità grazie al calcio di punizione di A Campora, maglia numero 16, conclusione secca, non angolatissima. È entrato il numero 5 Marco Sessi intanto in maglia blu al posto di Milan Grujic. Palla già in mezzo e arriva il gol del 3-2, ha segnato Luka Spetic direttamente da azione di rimessa laterale battuta da Tomizza, completamente perso dai radar difensivi della squadra in maglia rosa. Quindi quando sono trascorsi 20 minuti e 10 secondi torna in vantaggio la squadra in maglia blu. Brada Impex 3, Esquimù 2. Corner dalla sinistra per la Gelateria Esquimù, battuto, palle in mezzo e c'è il gol direttamente da calcio d'angolo. Ingannato anche qui Contento, 21 sul cronometro a Campora, di destro da sinistra, traiettoria perfida a rientrare sul secondo palo.
Fischia l'arbitro, si può ricominciare. Franciosi alla battuta, va a scambiare con Cuzzolin, il pressing di Spetic che aiuta Smrtnik a recuperare palla, allora riparte in contropiede Brada Impex. Spetic finta il cross, si accentra, poi serve Smrtnik, posizione di tiro, respinge Furios, ancora Smrtnik, se la porta con la suola, l'appoggia all'indietro su Sain, il sinistro, e arriva il gol nuovamente del vantaggio, 4-3 per Brada Impex, proprio quando scocca in questo momento il 25esimo. Ha segnato Sain sull'azione insistita da parte di Smrtnik in area, lucido poi anche nell'appoggio all'indietro sul numero 3 che aveva già fatto le prove generali del gol con una conclusione pochi minuti fa. Arriva in questo momento il fischio finale per quanto riguarda il primo tempo di questa andata dei quarti di finale. Risultato: Brada Impex 4, Gelateria Eschimù 3. Fischia l'arbitro, comincia il secondo tempo, si riparte dal risultato di 4-3 per la squadra in divisa blu. Studiano anche il piazzamento della barriera, ne mette 3 Furios. Sono Cuzzolin, Acampora e Anzolin. Va Tomizza col destro. La conclusione, c'è una deviazione e la palla finisce in rete. Arriva il quinto gol della squadra in maglia blu, assegnato direttamente da calcio di punizione. Numero 4 Daniel Tomizza. Abbiamo visto una deviazione, ingannato Furios. Ora Sain batte con le mani a cercare Lionetti, lo stop con la coscia, cerca lo spazio per girarsi, lo prova, lo trova e prova una conclusione spettacolare. Altrettanto bella la risposta di Furios. Chiama palla Grujic, viene servito ma viene anticipato da Anzolin. Spetic ci prova col sinistro, diventa un assist per Lionetti che non riesce a controllare, poi recupera in modo regolare. Lionetti va a realizzare il gol del 6-3. Azione caparbia del 9 in maglia blu che è andato a recuperare con un contatto regolare la sfera che era in possesso della difesa, poi diagonale chirurgico a superare Furios. E quindi quando sono 7:40 i minuti sul cronometro, Brada Impex che si porta sul +3 di vantaggio. Brada Impex 6, Eschimù 3, che si era preso qualche minuto di riposo in panchina. Eccolo il numero 10 servito, che va alla verticalizzazione su Rocco, stop con la suola, bella la palla a far proseguire per Sarcinelli. Tiro di piatto di destro in corsa, bella questa manovra della squadra della Gelateria Eschimù. Tiro che però esce, si rimane sul 6-3. Va contento al rinvio. C'è il pressing su di lui di Sain, poi triplicato Franciosi, perde palla. Sain porta palla col sinistro, c'è una deviazione da parte di Anzolin e arriva il settimo gol. Segna ancora Sain al minuto 14, secondo 35. Gol del 7-3 per Brada Impex. Bella l'iniziativa di Sain che ha portato palla, ha tentato la conclusione, un fendente. Ed è ottima la risposta di Furios che si distende sulla sua sinistra e va ad allontanare la minaccia. Attenzione a Franciosi che punta la porta, c'è l'appoggio a destra di Acampo, la posizione di cross, la mette in mezzo e non ci arriva per centimetri Rocco. A un passo dal gol, dal quarto gol, la squadra in maglia rosa, ma si rimane sul risultato di 7-3 per la squadra in rosa. Servito Franciosi che controlla, punta l'avversario, si porta palla sul sinistro, va alla conclusione, respinta, diventa buona per Acampora. Il cross la blocca Contento e va al rinvio, tentando probabilmente direttamente la conclusione. In porta arriva il triplice fischio dell'arbitro e quindi Brada Impex che si aggiudica questa gara di andata per 7-3 contro la Gelateria Eschimù.